le percussioni che danno vita al ritmo dello spettacolo. Come accompagni questa storia? È una sfida, non è semplice. La sfida me l'ha proposta Fausto e da lì insomma abbiamo cominciato a cercare di lavorare sul testo da due punti di vista, perché uno è il punto di vista chiaramente del pubblico, ma l'altro è anche un punto di vista nostro interno, perché chiaramente lui, andando attraverso tutti questi periodi storici e tutte queste informazioni, ha bisogno di, come dire, una spinta tra virgolette, quindi un qualcosa che lo porti da una tappa all'altra. E insomma la sfida è stata proprio questa, riuscire a far rendere il testo sia per noi, che effettivamente ce lo godiamo abbastanza, devo dire, che per il pubblico, insomma. Non è stato semplice, perché in effetti i dati, alla fine il lavoro sul testo è molto preciso, cioè i dati storici sono veramente tanti, quindi riuscire a dare le giuste atmosfere a dei dati che, se li leggi, magari sembrano asetticamente storici, non è per niente semplice. Però secondo me abbiamo fatto un buon lavoro, direi. Che risposta c'è stata dalle persone? Io sono molto soddisfatto al momento, perché ti accorgi che all'inizio uno già pensa storia e pensa già oddio, adesso mi buttano addosso non so quante informazioni, ma chissà se le voglio sentire e così via. Ma sia per il fatto dell'attaccamento dei sardi alla Sardegna e sia per il fatto del lavoro che abbiamo appunto svolto, a me la risposta mi sta soddisfacendo non poco, perché appunto tutti magari non so con quale spirito arrivino qui, ma so con quale spirito se ne vanno. Capisci? Sono insomma in parte incuriositi da certe parti appunto del testo, e la finalità è anche quella appunto di, magari in un'ora si dicono tantissime cose, però tu magari hai lo stimolo per andare a ricercare quei 2 o 3 argomenti che probabilmente non avevi mai neanche pensato ci fossero, capisci? Insomma, questa è già una soddisfazione, questa, riuscire a smuovere qualcuno e portarlo ad approfondire qualcosa. E poi insomma io credo che anche dal punto di vista strettamente dello show, dello spettacolo, sia più che godibile, e i risultati direi che lo stanno dimostrando assolutamente.